Un saluto a questa 39esima edizione. Sì, stiamo andando verso il 40° anno dell'Accademia, un forte legame fra la nostra città e fra la cultura e soprattutto una giornata importante dovuta ai numerosi partecipanti che ci sono e un impegno importante dell'amministrazione in quanto sindaco, quello di ampliare questa struttura per fare in modo che Villa Quairolo diventi proprio la casa della cultura, con un impegno ben preciso da parte nostra che entro, e lo sottolineo ancora un'altra volta, entro il 2017 verrà realizzato un piano nuovo, quindi il piano terra, per ampliare questa importante struttura che abbiamo a Rapallo, per una formazione ancora più presente e ancora più forte. Tantissimi sono gli appuntamenti, 2016 e soprattutto 2017. Tantissimo, tantissimo. Adesso siamo nel 2017, praticamente stiamo lavorando mentalmente per il 2017, quest'opera è da fare all'inizio del 2017 per essere conclusa nel 2017. Eugenio, oggi è una bellissima giornata. Sì, veramente, veramente. Queste sono le cose che ci portano su il morale, l'anima, lo spirito, per carità. E come abbiamo detto prima, l'Accademia sta veramente portando Rapallo al massimo, perché ci sono le accademie del genere, ci sono anche altrove, però penso che Rapallo, da quello che sento dire, quindi quest'anno poi sarà meraviglioso. Eugenio, mi parli un po' della musica. La musica dunque si spiega soltanto con la musica, le mie parole povere non riusciranno mai a dire quello che è la musica, forse lei sì lo potrebbe dire, ma la musica ci dice certe verità che però non sappiamo esattamente scientificamente, però riusciamo a capire che ci dice la verità. La musica, non solo la musica, l'arte in genere, l'arte per carità, ci fanno sentire che esiste qualcosa di veramente meraviglioso nella vita dell'universo. Ma lei quanti anni sono che suona? Dunque, meglio non fare il conto. Dal 35 al 1935-1936 ho cominciato a studiare, all'età di 10 anni sono entrato nella scuola musicale di Milano, comunale, a 11 anni sono entrato in conservatorio e poi ho conosciuto Benedetti Michelangeli, ho abbandonato il conservatorio e ho fatto qualche anno con lui. Allora, dia un consiglio ai giovani che sono appassionati di musica. Ascoltarla prima di tutto e poi magari anche praticarla. Se poi c'è anche una possibilità di creatività da parte dei giovani del senso musicale, questo dovrebbe essere la scuola. So che ad esempio in Svizzera insegnano a ideare delle melodie, se non altro, a tutti. Anche se qualcuno dice ma io non voglio fare il musicista, fa niente, fai lo stesso che ti sarà formativo e ti darà la felicità. Poi soprattutto appunto la pratica, in ogni caso la creatività è sempre una pratica utile. Qual è l'artista che suona meglio, il pezzo che le piace di più? Questa è una domanda terribile, sono diverse le cose. Certo, ricorderò sempre, per forza di cose, Benedetti Michelangeli. E poi c'è Horowitz, e poi c'è Sviatoslav Richter, insomma ci sono. Matteo, qual è il tuo compito all'Accademia quest'anno? Allora, quest'anno, come nei 2 anni passati, io sarò il docente del corso di Storia dell'Arte. Terremo 10 lezioni e cercheremo proprio di rispondere al tema dell'anno accademico, cioè quando l'arte esplora nuovi orizzonti. L'arte lo fa in maniere diversissime, lo fa approfondendo il suo rapporto con la natura, lo fa approfondendo il suo rapporto con l'uomo e mettendo anche a frutto tutti i mezzi che le nuove tecnologie forniscono, e quindi faremo delle grandissime carrellate, parleremo di come si fa arte con le
nuove tecnologie, PC, robotica, eccetera. Parleremo dei grandi passi in avanti che ha fatto la storia dell'arte, delle grandi conquiste quando ha deciso di abbandonare la figura per intraprendere l'astrazione, e parleremo anche, un altro argomento interessante sarà i sogni del futurismo, di azzerare completamente la società, di ripartire da zero in ogni campo, dall'abbigliamento alla cucina, all'architettura e poi tanto altro. Ecco, in che modo le nuove tecnologie sono arte, diventano un'arte? È molto complicato perché richiede che anche noi ampliamo il nostro concetto di arte. L'arte oggi non è più solamente una cosa bella, una cosa che ci dà piacere estetico, ma è soprattutto qualcosa che ci fa pensare, e in questo senso le nuove tecnologie ci fanno pensare al nostro rapporto con la società, e diventano esse stesse un mezzo di riflessione, soprattutto il computer, eccetera. Ma anche la robotica, le protesi, sono tutti strumenti che i nuovi artisti mettono a frutto per cercare di riflettere su come queste tecnologie possono essere utili anche per noi. Ecco, come nasce la tua passione su questi temi? Beh, è una passione che è nata piano piano, è nata osservando. Piano piano uno impara ad osservare, e osservando capisce sempre di più. E i dipinti, la pittura, ma ogni forma d'arte esprimono un'emozione. Il più è approfondire quell'emozione che esprimono, e poi nasce la voglia e la passione di continuare a cercare e continuare a indagare. Giorgio, sei contento di questa giornata che dà il via alla nuova stagione? Sì, cominciamo anche quest'anno. È stata un'attesa che ha durato parecchio. Non vedevano l'ora, anche gli accademisti mi incontravano per la strada, in passeggiata, mi dicevano: quando comincia questa accademia, quando comincia? Anche loro non vedevano l'ora che cominciasse. Noi cominciamo sempre a novembre e finiamo a maggio. Allora, buon inizio, buon anno accademico, buon percorso a tutti. Ecco, vogliamo ricordare chi così volesse ancora iscriversi e partecipare, è ancora possibile, no? Sì, ancora non sono aperte, le iscrizioni si aprono a novembre e durano tutto l'anno, per cui le lasciamo libere, per cui chiunque può iscriversi all'Accademia Culturale di Rapallo. Noi vogliamo aprire la cultura a tutti, a quelli che possono pagare la rata, ma anche a quelli che non possono pagare la rata, perché la cultura deve essere per tutta la cittadinanza e non solo di Rapallo. Oggi tra i presenti abbiamo questo artista che ha letto poesie, è partito dalla Grecia per arrivare in Liguria con Montale, ed è stato bravissimo, ha dato proprio il primo tocco di apertura alla nuova stagione. È sempre un'emozione, accetto sempre volentieri, anzi aspetto con ansia l'invito di Giorgio: vieni a leggere qualcosa. Sono molto legato alla cittadina di Rapallo e spesso, quando c'è l'occasione, vengo a leggere volentieri, perché mi piace una cosa strana a dirlo, il silenzio dello spettatore quando ascolta le parole, e sono emozioni che non si possono sentire e percepire ogni volta, e questa è una cosa veramente bella del pubblico che avevamo oggi qui alle Clarisse. Come si impara a leggere così una poesia, a creare attenzione, a leggere bene? Leggere bene deve dire lo spettatore. Io ci metto l'anima, la passione, anni e anni di studio e la voglia di trasmettere emozioni agli altri, e solo voglia di trasmettere emozioni. Possiamo dire un genovese che gli piace il Tigullio? Molto, un genovese che ama la cultura, e qui nel Tigullio, qui a Rapallo, si fa veramente molta cultura. Tra l'altro Genova è una città dove in tanti vengono a vedere proprio opere d'arte, ci sono stati le settimane scorse proprio i Rolli Day, no? Sì, la cultura è importante, perché è con la cultura che si riesce a far vedere la città e a far capire che cosa esiste in una città, soprattutto in una piccola città come Rapallo. Rispetto a Genova si riescono a fare delle cose veramente buone per la cultura, e questo bisogna dare merito, logicamente, non perché c'è amicizia, ma al presidente dell'Accademia. Assolutamente. Là, per dire alcuni numeri, 52 mi sembra docenti, e poi cos'altro in più, sono già tantissimi, basta dire questo numero. Più di 200 conferenze, 300 quasi, insegniamo fra conferenze, tavole rotonde, arriviamo a 300 di numero, è immenso il lavoro dell'Accademia Culturale di Rapallo, e che io
Per esempio, posso dire una cosa, che l'anno scorso ho frequentato parecchio, e quando senti che più di una conferenza, perché noi non facciamo conferenze singolari, facciamo ciclo di lezioni per approfondire l'argomento, per delle persone che hanno lavorato per questo argomento. Allora io l'anno scorso ho frequentato parecchio, ho frequentato e ho sentito, e frequentando e sentendomi mi è uscito anche un libro. Allora, perché la mia idea ha cominciato a elaborare tutto quello che sentivo. Sentire un ciclo di lezioni come leggere veramente 8 libri. Allora, è una cosa immenso proprio. E allora, se veramente riuscissimo soltanto, l'unica cosa che manca è che tutta la città di Rapallo, quasi nella sua stragrande maggioranza, sia partecipe, e questo è il mio obiettivo, perché un programma così merita veramente, anche perché con la cultura, e questo chiudo, è che l'unica possibilità che abbiamo di rispondere a questa grande crisi che rovina l'Europa d'oggi. Aggiungiamo qualcosa? Direi di no, dopo il commento, quello che ha detto Giorgio, non si può altro che essere concordi con quello che ha appena detto. Un viaggio hermano querido, e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. In tutti i paesi e le piazze dove abbiamo fermato il furgone. Fiera di San Michele a Casarza è un momento sicuramente commerciale, ma anche un momento in cui Casarza tira fuori le sue qualità migliori in qualche modo. Si tira fuori le qualità migliori e soprattutto la sua tradizione. Questa è proprio la vera fiera di San Michele, che è nata all'incirca nel 1800, quindi per noi è veramente una tradizione e vogliamo portarla avanti. L'abbiamo rispolverata cercando di portarla alle origini. Alle origini c'erano anche la possibilità dello scambio degli animali, era proprio una fiera che dava la possibilità anche a chi lavorava la terra di poter avere degli scambi commerciali. Oggi noi però abbiamo cercato con gli antichi mestieri, con gli hobbisti, con tutti quelli che vivono il territorio, veramente di riportare le tradizioni di Casarza e dell'entroterra qui in questa fiera. Quindi veramente voglio fare un ringraziamento personale all'amministrazione comunale nella persona di Mirella Biasotti, che è il mio assessore, che da anni sta organizzando questa manifestazione e quindi la sta portando ai livelli veramente elevati. I tempi non sono facili per nessuno, però quando si può contare su tante associazioni e sullo spirito del volontariato, forse si trova il modo anche di trovare le soluzioni. Ecco, hai centrato completamente il punto. Il volontariato a Casarza è il cuore pulsante, quello che ci permette di fare le cose. Senza di loro non avremmo né le risorse né il personale umano, tecnico per fare le manifestazioni e anche per fare beneficenza, come è successo ultimamente per Amatrice, per il terremoto, dove abbiamo raccolto, grazie alle associazioni, una somma che trasferiremo a queste popolazioni. Abbiamo associazioni che fanno protezione civile. Nell'incendio del mese scorso sono intervenuti i volontari di Casarza Ligure, quindi veramente il volontariato per noi è una risorsa indispensabile. È una fiera antichissima che però negli ultimi anni ha trovato un nuovo vigore e un nuovo slancio. Allora intanto raccontiamo quali sono i numeri di questa iniziativa, quante bancarelle, quanti espositori? Allora, per quanto riguarda la fiera vera e propria siamo all'incirca sui 100-120 bancarelle disposte in vari luoghi di Casarza Ligure, in varie piazze. Per quanto riguarda la zona del ponte, abbiamo cercato di dedicarla ai nostri commercianti per permettere loro di esporre la loro merce e di farsi soprattutto conoscere. Abbiamo una zona che è dedicata per lo più sempre agli hobbisti, che sono anche queste persone sul territorio che hanno una passione oltre alla loro attività lavorativa. È già il secondo anno che noi attiviamo la presenza degli antichi mestieri che provengono dalla Toscana,
per dare la possibilità soprattutto ai giovani di conoscere e di non dimenticare anche alle persone più grandi le attività lavorative di un tempo, come potrebbe essere quello del lavaggio del bucato con la cenere, l'intaglio dei cestini o altre cose. Per i bambini abbiamo cercato anche quest'anno, per il secondo anno, l'attività dei pompieropoli, in modo che i bambini abbiano sempre anche una finalità, diciamo, culturale, conoscono un po' l'attività del pompiere, il pericolo dell'incendio, e quindi sappiano in modo scherzoso e giocoso capire un attimino le problematiche di questo. E poi festa, ovviamente. Festa per i bambini, è intesa anche con i gonfiabili e con l'associazione dell'Arci Ragazzi, che è presente sul nostro territorio in quanto alla gestione di Villa Sottanis. Il famoso Mago Gio, che ormai è presente da tutte le parti, che allieta tutti i bambini. Ecco, e in grande spolvero le associazioni di volontariato, una risorsa importantissima per voi. Esatto, molto importante. Abbiamo per primis l'Associazione degli Alpini, che con noi collabora, come avete già sentito da loro, sia dal punto di vista di protezione civile, sia anche per quanto riguarda la gestione delle feste. Poi abbiamo quest'anno presente anche la scuola De Pietri del corso musicale, che grazie a un'associazione, il Laboratorio del Sorriso, che è presente sul territorio, prima come gestore di Villa Sottanis e adesso come gestore di una struttura comunale sita in piazza Grilli, dà la possibilità ai ragazzi che finiscono le medie di poter proseguire la loro attività musicale. È molto importante la presenza delle associazioni sul nostro territorio. Una per tutte, come ha ricordato il sindaco, l'ultima festa dello sport si sono messe insieme al comune ben 12 associazioni del territorio, che hanno dato vita a due cene, durante il quale poi il ricavato verrà devoluto alle zone terremotate. L'assessore ci ha raccontato la fiera di San Michele di oggi, poi però c'è anche un po' di amarcord, ricordi della fiera di San Michele che non c'è più. Quelli che come me non sono più giovanissimi ricordano un altro tipo di San Michele, un San Michele che intanto segnava un momento da un lato bello, la festa con tutto quello che comporta, e dall'altro un po' di amarezza per noi perché iniziavano le scuole, quindi la fine della stagione estiva e l'inizio delle scuole. Io ricordo che mia mamma aveva un negozio sulla piazza negli anni 60, quando la fiera insomma non aveva queste dimensioni, usciva a segnare con la calce i posti alle persone che in qualche modo tramite lettera tempo prima le dicevano tienimi il posto. Insomma c'era un rapporto completamente diverso, però il fascino di allora è una cosa particolare. Questo è un altro San Michele, un pochino più commerciale da un punto di vista fieristico, come d'altro canto è giusto che sia, però ho notato qualche passo in una direzione antica, con i mestieri antichi appunto che ho visto, e speriamo che in futuro possano ritornare anche gli animali, anche se oggi fare una fiera con gli animali comporta un impegno anche dal punto di vista igienico-sanitario molto pesante. Insomma, però qualche segnale di novità positiva l'ho visto, tanta gente, e naturalmente i complimenti a chi l'ho organizzato, perché dietro una cosa così c'è un grande lavoro. A Caserta Ligure c'è un gruppo di signore che ha un suo stand alla Fiera di San Michele che lavora con le mani per solidarietà. Come siete nate? Siamo nate con un'idea con 3 amiche e abbiamo deciso che non c'era nessun luogo dove poterci aggregare. Così, facendo 2 parole, prendendo un caffè, abbiamo deciso di provare a passare la voce con un passaparola e vedere se qualcuno aveva voglia di venire con il nostro progetto, e poi abbiamo deciso di fare beneficenza. Che cosa fate voi? Di che cosa vi occupate? Noi lavoriamo all'uncinetto, lavoriamo a maglia, facciamo decoupage, facciamo ricamo, tutti i lavori manuali. E la cosa significativa è che lo scopo è sempre benefico. In questo caso la Fiera di San Michele, per che cosa raccogliete fondi?
Raccogliamo fondi per la Croce Verde, abbiamo già istituito un fondo per il trasporto per gli anziani bisognosi, in quanto sappiamo benissimo la realtà degli anziani di oggi che spesso e volentieri non riescono ad arrivare a fine mese, spesso e volentieri devono rinunciare anche a curarsi. L'ambulanza spesso rinunciano perché non possono pagarsi sia la visita privata sia il trasporto in ambulanza. E quindi con questo fondo gli andiamo incontro, a volte gli fanno lo sconto e a volte addirittura li portano gratis. Ecco, chi fosse interessato a darvi una mano e a fare parte del vostro gruppo, come vi può contattare? Abbiamo una pagina Facebook che si trova su Sferuzziamo Insieme. Siamo solo su Facebook al momento, oppure noi ci riuniamo tutti i giovedì alla Polisportiva di Casalza Ligure. Chi è stato Luigi De Pietri e cosa ha rappresentato per Casalza Ligure? Allora, mio marito è stato, come ha detto lei, un preside storico per Casalza Ligure, è stato in questo comune oltre 20 anni. E qui è stato quello che dietro una proposta dell'insegnante Marconi ci ha creduto e ha dato vita a quello che è l'Istituto Comprensivo di Indirizzo Musicale. E sulla scorta di questa scelta e su un indirizzo che la scuola ha fatto è nata poi questa scuola in un secondo tempo, quando lui purtroppo non c'era più, è nata questa scuola che dà l'opportunità ai ragazzi anche che frequentano l'Istituto Musicale di Casarza, la scuola media di Casarza e anche altri che lo vogliono, di continuare a studiare musica, di prepararsi per sostenere un esame a livello accademico. È comunque una grandissima opportunità che c'è sul territorio e che mi rende felice perché so che a Luigi piacerebbe veramente molto. Aveva una passione particolare per la musica? Lui aveva una passione particolare per la musica coniugata a quella educativa, all'amore per i ragazzi e anche per il territorio. Dalla passione di Luigi De Pietri per la musica è nato l'Istituto Musicale di Casalza Ligure e anche questa scuola di musica. Da quanto esistete? Esistiamo da 2 anni. La scuola è nata proprio come emanazione dell'Istituto Comprensivo, della volontà anche dell'Istituto Comprensivo di essere proprio presente sul territorio. Ed è nata per dare la possibilità ai ragazzi che uscivano dal nostro comprensivo di poter continuare a studiare musica senza doversi allontanare dal territorio. Quanti corsi avete? Allora, abbiamo 2 corsi di pianoforte, un corso di chitarra classica, chitarra jazz, chitarra elettrica, flauto traverso, clarinetto, sassofono, percussioni e un corso di propedeutica musicale per i bambini più piccoli. Quindi avrete anche un sacco di ragazzi? Sì, abbiamo quasi una 50ina di iscritti, considerando che già la scuola media di Casarza ne assorbe quasi 60, per il nostro territorio è un buon risultato. E ecco, i ragazzi vengono preparati anche a sostenere esami esterni, corretto? Sì, gli alunni che desiderano intraprendere lo studio e proseguirlo in modo più professionale vengono preparati dai docenti che sono tutti diplomati presso il conservatorio a sostenere gli esami nel conservatorio. E in questi giorni proprio alcuni dei nostri alunni sono stati ammessi, uno al Conservatorio di La Spezia e un altro ha superato una certificazione a Genova. Qual è l'opportunità che vi dà essere alla Fiera di San Michele? Ma siamo molto visibili, normalmente siamo chiusi dentro le aule, quindi è una bellissima opportunità. Alla Fiera di San Michele c'è anche un'ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante con alcuni volontari. Come sta andando? La gente è incuriosita? Come mai siete qua? Noi siamo qua perché la festa di San Michele è una festa molto sentita per questo paese. Noi ci conoscono tutti, quindi anche noi vogliamo essere presenti con i cittadini per essere tutti, far festa insieme. Angela, voi siete qui anche per incontrare le persone, speriamo anche per trovare nuovi volontari. Volontari, perché il volontariato ormai si sta un po' perdendo. Ed è una cosa bellissima poter aiutare gli altri in tutte le maniere, portarli a fare i servizi semplici o le urgenze, i cosiddetti bianchi, dove gli anziani da soli non potrebbero farle, noi siamo presenti sul territorio.
Ecco, è una cosa molto importante, ma tutti lo possono fare, cioè non c'è bisogno di avere delle caratteristiche, giovani, anziani, perché ci sono vari compiti. Certo, qui si può fare tutto, chi fa il 118 viene addestrato dalla centrale operativa di Lavagna, sono medici infermieri apposta che ci fanno i corsi. Invece per i servizi bianchi basta saper portare una macchina, guidare con prudenza, trattare soprattutto gentilmente le persone che stando male hanno bisogno di tante gentilezze. Alla fiera di San Michele a Casarza c'è anche un cestaio, ci spiega in cosa consiste la sua attività? La mia attività, l'attività dell'intreccio del vimine è un'attività molto, molto antica e consiste nel creare dei cestini intrecciando appunto questi vimini di fiume oppure il classico salice, che è quello che si usa anche per legare le vigne. Ci vuole acqua, giusto, per ammorbidire? Ci vuole acqua per ammorbidire il vimine che si intreccia, perché se no quando si va a piegare il vimine si tronca e di conseguenza deve essere mantenuto sempre fresco e sempre morbido. Ecco, e poi quanto tempo ci vuole a realizzare per esempio un cesto come questi che abbiamo davanti? 2 ore e mezzo, 3 ore. Però con la sua esperienza. Sì, con la mia esperienza, però non sono nemmeno uno di quelli più esperti, insomma. Lei insegna quest'arte a qualcuno? Purtroppo no, non abbiamo il tempo materiale per poterlo fare, anche se vorremmo creare a Equi un piccolo parco dove rappresentare i nostri mestieri e, se caso, anche con le scolaresche fare dei corsi, insomma. È un peccato che si vada perdendo quest'arte, forse, nel senso che oggi magari i cesti si comprano nelle grandi catene commerciali, però così belli forse in giro non ce ne sono. Beh, questi sono manuali, sono fatti artigianalmente e indubbiamente tante persone che passano qui e che si fermano forse non hanno nemmeno l'idea che da questo mucchio di vette, o come le possiamo chiamare, nasca un cesto. Infatti tanti si fermano, proprio stanno parecchio per vederlo crescere e vedere il lavoro andare avanti. Anche lei oggi, signora, alla fiera di San Michele a Casarza, intanto come ha trovato il clima in questa cittadina? Familiare, diciamo un bel clima, mi è piaciuto molto. Voi avete un'associazione ad Equi che si occupa proprio di far rivivere gli antichi mestieri. Lei di cosa si occupa in particolare? Ceramica, decorazione della ceramica, su biscotto bianco e anche su maiolica. Quanto ci vuole a realizzare uno di questi lavori bellissimi che vediamo qui? Dipende tanto dal decoro, si può partire da un lavoro come ho fatto stamattina di circa 5 ore di un piattino diametro 20-21 e a dei pezzi che ci vogliono delle intere giornate, anche una settimana, dipende dalla grossezza e dal decoro soprattutto. Ecco, i decori lei li riprende da che tipo di tradizione? Perché non saranno proprio solo farina del suo sacco, ecco. No, allora io tanto diciamo che prendo spunto dalla nostra ceramica tradizionale, quindi Faenza, Deruta, Savona, quindi diciamo una ceramica popolare italiana, e dopodiché proprio cerco di fare uno studio sul colore, sulla suddivisione del disegno, sugli spazi, sul tipo anche di supporto, e quindi mi avvalgo anche di un torniante che ogni tanto faccio fare dei pezzi un po' particolari. Che tipo di interesse riscontra attorno alla sua attività? Cioè c'è solo curiosità o proprio anche desiderio di mantenere viva quest'arte? Diciamo entrambi, perché io conosco delle persone che vengono nel mio studio a imparare perché vogliono mantenere la tradizione, e ci sono persone che apprezzano il mio lavoro perché è un lavoro manuale, è un lavoro di ricerca e quindi nient'altro, insomma. L'ospitalità allora alla fiera di San Michele è andata bene? Benissimo, sono proprio contenta della bella gente, grazie a voi. Gino, lei è un alpino, vive qua a Casarza Ligure? Sì, c'è mia figlia, sono rimasto solo come moglie e sono con mia figlia. Quanti anni ha Gino? Ho compiuto 100 anni a novembre l'anno scorso. Complimenti! Adesso a novembre ce ne 101. E a fare questi secoli uno ho faticato, adesso fare l'altro sarà ancora peggio.
Senta Gino, lei ha combattuto nella seconda guerra mondiale, dov'era? Dove l'hanno mandata? In Albania con la divisione a Giulia, e dopo 2 mesi e mezzo, mentre portavamo via un ferito, mi hanno bloccato i greci e mi hanno preso prigioniero. E mi hanno portato in Grecia, un po' da una parte e un po' dall'altra, e mi facevano lavorare, ma io non è che... E poi mi sono trovato giù a Sparta. A Sparta sono arrivati i tedeschi. A quei tempi eravamo ancora alleati. Quindi così è potuto tornare in Italia poi? Sì, tornato in Italia, sì. Quanti siete come gruppo Alpini di Casarza? 54. Che tipo di attività svolgete? Facciamo attività come questa qua che adesso facciamo nella festa, facciamo le castagne per beneficenza per i terremotati, per l'ANA, perché abbiamo avuto c'è da fare dei centri polifunzionali, una palestra e aggiustare un tetto di una scuola. Quindi fondi che andranno proprio a dei progetti mirati? All'ANA, proprio all'ANA, sì. Sono progetti mirati che li facciamo noi poi, anche come manodopera, diciamo. Ecco, poi avete un gruppo di protezione civile. Abbiamo costituito un gruppo di protezione civile del Tiguglio, che eravamo sprovvisti, dell'ANA sempre. Siamo un gruppo di 15 persone e con l'aiuto anche del gruppo facciamo delle attività sugli interventi di emergenza. Sì. Dicevo col sindaco, è importante per un territorio avere un gruppo alpini, è una risorsa, no? Di solito. È importante anche perché se succede qualcosa può intervenire la colonna mobile degli alpini, quindi una risorsa grossissima. Sì. Dicevamo col signor Gino, cosa vuol dire essere un alpino? Che tipo di valori portate avanti voi come alpini? Tutto un alpino porta il valore della memoria. Non bisogna dimenticare, noi facciamo sempre tante manifestazioni nei sacrari, dove si è combattuto, tutto quanto, per ricordare tutti gli alpini che sono morti in guerra e quelli che sono morti anche nelle missioni di pace. E poi un alpino, quando è alpino, impara dei valori, delle amicizie, perché in altre montagne bisogna aiutarsi. Ecco. Impariamo l'aiuto, ecco. Ci dobbiamo aiutare l'uno con l'altro. Questo gruppo da quanto è nato? È nato del 1945. Quindi subito dopo la guerra? Dopo la guerra si è costituito e l'anno scorso abbiamo fatto 60 anni di... Lei è stato capogruppo per 10 anni, quante attività avete fatto in questo periodo? Ho fatto molte attività solidali verso tutti gli enti che avevano bisogno, noi siamo sempre pronti. Anche verso il comune, quando ha bisogno chiamano gli alpini e noi collaboriamo nella buona riuscita delle manifestazioni e delle cose che il comune fa e noi alpini le diamo un manforte. C'è un forte spirito di solidarietà che vi anima. C'è molta solidarietà, noi siamo sempre disponibili a qualsiasi cosa, l'importante è che sia a beneficio di qualcuno che ne ha bisogno. Pompieropoli è un tipo di attività itinerante che voi portate in diverse sagre, manifestazioni per avvicinare le famiglie e i bambini all'attività dei Vigili del Fuoco. Che cos'è questo tipo di attività che portate avanti? L'attività si sviluppa in tutte le postazioni che abbiamo, che mettiamo a disposizione dei bambini, che sono 12 postazioni, e sono le esercitazioni che fanno i Vigili del Fuoco alla mattina per addestramento. Noi non abbiamo fatto altro che fare una cosa in miniatura per i bambini e portiamo i bambini a fare quello che fanno i Vigili del Fuoco, perché quando vedono i Vigili del Fuoco si esaltano, vogliono fare tutti i Vigili del Fuoco. Pertanto noi con il gioco addestriamo i bambini alla sicurezza, a vedere cosa vuol dire essere autonomi, perché devono farlo solamente da soli, senza i genitori. Pertanto il bambino è spronato a fare da solo, è tutta farina del suo sacco. Ecco, ma che cosa imparano? Che cosa devono imparare a stare attenti? Al pericolo,
Il pericolo, queste postazioni ti insegnano, se ti trovi in difficoltà c'è determinate situazioni che ti puoi salvare facendo la scala italiana, un asse d'equilibrio o un ponte basculante o i salti nel telo, diciamo, che è un materasso, e insegnano a fare questi addestramenti, perché i bambini vediamo che non sono più capaci a fare niente, neppure a discendere una pertica. A risolvere un problema, di fronte alla difficoltà non sanno come fare. Di fronte alla difficoltà si trovano impacciati, non riescono a fare una pertica, che ai giorni nostri la pertica, a scuola ci insegnavano, pertica e corda era l'ordine del giorno. Che cos'è l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco? L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco non è altro che tutti quelli che hanno indossato la divisa dei Vigili del Fuoco. Per esempio noi che siamo ex permanenti, io ho 30 anni di servizio, ero un caporeparto dei Vigili del Fuoco, ci siamo riuniti in campo nazionale, siamo riconosciuti dal Ministero dell'Interno, infatti noi siamo l'unica associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno e possiamo andare in zona operativa con i permanenti. Partiamo, se il Dipartimento ha bisogno, come adesso Amatrice e i posti terremotati, i nostri associati del Meridione sono partiti per dare una mano a fare il lavoro logistico, perché noi non interveniamo sugli interventi ma facciamo tutto il lavoro logistico. Tutto quello che può essere utile, tirare su delle tende, se a un collega gli si rompe una motosega noi siamo in grado di ripararle perché abbiamo fatto 30, 35, 40 anni di servizio, e quando arrivano alla sera che portano degli attrezzi che sono fuori servizio noi li mettiamo in opera, li ripariamo. E poi fate anche queste attività culturali, insomma, di formazione. Sì, attività culturale, noi andiamo con i permanenti, andiamo nelle scuole con i bambini e gli insegniamo, gli facciamo vedere dei filmati che sono giochi dove ci sono delle storie per bambini, dove si vedono i pericoli che possono succedere se non ci fosse la mamma o un genitore, qualcuno a stare attento a questi bambini. Alla fiera di Casarza Ligure, la fiera di San Michele, incontriamo Angelo Perrone che conosce molto bene la storia di questa tradizione. Intanto è una fiera antichissima questa. Sì, è una fiera antichissima e risale addirittura come fiera di San Michele al 1808. Esiste un documento fatto dal Mair di allora, perché eravamo in periodo napoleonico, e che decideva di fare la fiera di San Michele il 29 settembre e successivo. Infatti ricordo anch'io che si faceva il giorno dopo anche ed era chiamato San Michelin. Poi logicamente progresso, tutte le varie cose, il giorno successivo è stato eliminato, però è rimasta comunque una fiera molto sentita, questa di San Michele. E c'è da dire che una volta era improntata molto sul bestiame che veniva esposto, se così si può dire, lungo il torrente Cacarello, proprio nell'alveo del torrente, ed era molto praticata, cioè venivano tutta la gente delle valate intorno, eccetera. C'erano i sacchi di funghi secchi, c'erano i sacchi di noce, c'erano tutte le cose, prodotti contadini. Adesso si vede tanta bigiotteria purtroppo, però anche questo, per l'amor di Dio, vale. E si può anche dire che nel 2008 è stato ricordato il bicentenario di questa fiera con un annullo speciale delle poste e una cartolina che si può vedere esposta anche nelle bar di Piazza Unicef. Per voi casarzesi era un po' la fine dell'estate, quindi un momento di festa e anche un po' di malinconia forse. Sicuramente sì, io l'ho sentita poco, ma i miei nonni, diciamo, certamente sì, perché era veramente un momento che si faceva ancora sta festa e poi fino a Natale si aspettava il bollito da mangiare, perché era quello poi in fin dei conti, no?
niente, ricordo infatti adesso voglio dirla che mio nonno mi diceva sempre che andava dal macellaio prima di Natale e gli diceva mezzo chilo di bollito con l'osso e diceva dammelo buono perché altrimenti l'anno prossimo non vengo più. Ecco, questo è un... No, però è indicativo dei tempi che non ci sono più. Ecco, però mi sembra che una cosa che è rimasta è che Casarza tira un po' fuori le sue forze migliori in questa occasione, anche l'associazionismo, il volontariato, quello che c'è di bello in questo paese. Ma sicuramente, perché ci sono tantissime, e bisogna ringraziarli tutti, ci sono tantissime associazioni di volontariato su vari campi che si danno da fare, si può sempre migliorare, sicuramente si può fare di più, però accontentiamoci di questo adesso perché in effetti sono tempi un po' particolari, diciamo, anche per queste cose.